Purtroppo non ci sono tamponi per tutti e da lunedì 210.000 veneti non potranno recarsi in fabbrica o in ufficio perché sprovvisti di Green Pass. La CGA di Mestre lancia l'allarme. I circa 300.000 lavoratori del nord-est che necessitano del tampone per ottenere il Green Pass e recarsi al lavoro potrebbero essere in difficoltà e di riflesso le aziende. Secondo le stime sarebbero poco meno di 455.000 i lavoratori senza il certificato verde, di cui 303.000 in Veneto, 76.000 in Friuli Venezia Giulia, 47.000 a Bolzano, 29.000 a Trento e attualmente l'offerta è molto inferiore, evidenzia la CGA. La mancata presenza di circa 300.000 occupati, spiega Zabeo, non rappresenta solo un problema economico e sociale che rischia di mettere a repentaglio la tenuta produttiva di moltissime attività economiche del nord-est, ma costituisce anche una seria violazione del diritto al lavoro. Di qui l'appello allo Stato. Il governo intervenga subito, non si può ledere il diritto al lavoro a tanti dipendenti e mettere in seria difficoltà moltissime imprese. Secondo l'ufficio studi della CGA, il governo avrebbe due possibilità: o stabilire che il Green Pass si ottiene solo attraverso il vaccino, quindi renderlo obbligatorio, o mobilitando esercito, protezione civile e simili affinché vengano diffuse unità mobili in grado di effettuare i test.